Seu Anna Cristina Serra e seu de Santuasia Remonti, una indigeda de Suggerrei, pitichedda, ma belligedda e donosa, posso por mio commenti esti sicuramente sul luogo di anche ad ognuno nasce, di si vesa, da impara das cose che agoa disreventi quando hai in in sa vita, e gusto esti Santuasia e Mimmi. E tengo due filhos, Silvia e Francesco, e un nevotetto, Andrea. E appo in sumori dessa lingua sarda, appo imprentau tres libro de poesia, sopra che suento, Follas e Luna Cantadora che è suttimo. Poi appo vinzase fatto sempre in lingua sarda, un CD con Franco Madau, un testo mio, Paolo Villonca, che io uso dedicado a un maestro manno mio che è Benvenuto Lovina, su poeta di Bidano Tulo. E appunto Vinzase collaboravo con compagnie teatrali, una per esempio è Fue de Gesto, con il pure ho fatto cose, esperienze importanti, sempre in lingua sarda. Ma tra poesie funt state musicadas e cantadas de Ambra Pintore, de su coro de Santuasia e Monte, insomma, io sono vago seminao in cost'andala, in costa denta, poi tagagreus, che su zemmini e vonu, poi casa terra è bona, si anditi a innantisi a dove hai tra gente sempre su mori di identità, che deve essere un umore che da dove ad altro, sono sicuramente una cosa prima. Ecco, questo impago su che io ci caudevai. Su sardu, buona sorte tu questione de sempre, dopo imparando mia, ambita mia, dando su italiano in de questione a pago, se italiano devo imparare in scuola, come te me das atrus, ma non creo che tu questione uso peuso des atrus, de se vuoi scritto un parenta come te prima lingua, anzi, sì. E quindi io penso che questo sia da un'azienda in pruso. E in trabalho che faccio imparo sicuramente sta lingua sarda, poi mi occupo proprio di gusto, di cultura, di lingua, di letteratura in lingua sarda. E a noi verità, ma dove non ho vinzas e modo di poter traballare in questo mori. Ho fatto imprentato proprio con Domus de Janas, Belle Battu, che è un guardario di sta gestionata Santo Asiresa Manuiscetti, e sta maniao vinzas come ternai di una castiata antropologica puro e taeste sul mondo de Saida che poi si duona di infueddos e poi a Provenza si è fatto un lavoro che mi è piaciuto meda e che mi ha donato un meda, mi primo di tutto e che ha detto però Vinza se uno ha reso una bella accoglienza no, dei truppuru e è stata traduzione di questo romanzo bellissimo di Sibilla Leramo, una femmina, fatto tradusio in lingua sarda che esistette una cosa per me del grande importo. Tanto io credo che a pesare di sfillo in sardo sia da uno diritto un soro di conoscere questa lingua nostra e uno dovere nostro di ritornare questa azienda che ci aiuta da, no, che è una cosa che si fa di non tanti scetti possa lingua, ma poi isso, può ritornare
una ina differente, può crescere più compreso, più sciitoso. Infatti una cosa che la regione autonoma della Sardegna si assessorava a questa cultura e sul servizio alla lingua sarda ha fatto un manifesto, no, è più che questione a usare è più bilingue, punti per usare bistos, perché questa è la verità, di questo noi noi riusciremo vinza scientificamente, no? C'è tipo sentito e poi amore, e poi stima che teniamo questa lingua, poi fonti vendi antivatto, già da un vago studios a pizzo di gusto, che in tanti bentucavo, proprio in tanti sociali, tutto pregiudizio che ci veniva da prima, che impara sul sardo non si impara bene italiano e tutto questa sfrauas. Invece se no, in moi, po' merito pure di questa professoressa Antonella Sorace che è italiana, ma è professoressa in Università di Edimburgo, non so, è un scipio che è tutto il contrario. Cacchini si vesa da bilingue, tenidi atrasa inasa può affrontare questa vita, non c'è materia di lingua, è materia proprio de cammino, del suo cammino su che ha da vai in questa lingua, quindi io credo che sia da, non io voglio un vuoto, ma deve essere proprio una cosa, a pesare il sono sardo, esti uno doveri. Pocantu per toccata invece si usardo in scuola, io penso che sia una cosa che vai e vai addirittura. A nostra verità già io non pago, se uccicendo de vai cosa come ti si aspetta, dai non della sai, vinza come ti estimoi, su un paro di usardo in scuola, sei volontario, ossia dai maestri che se ne preoccupano, o finza se a che gestionano e che sono in grado di imparare questa lingua sarda. Su servizio posa lingua sarda che ha de Beppe Corongiu ha fatto anche una cosa, cercando di fare proprio un progetto, un programma per il sardo curriculare, cioè non è che devo andare in Guni a imparare su sardo, no, che sei in grado, che sei buona, e questo voi su certo da prova, ando in gune e faccio lezioni di storia in sardo, di matematica, di fisica, adesso che è, voi questo è un altro pregiudizio, la lingua sarda non è scelta sa lingua e sa poesia, o sa lingua del Sarrigodo, sa lingua del Savorredda, è una lingua che si deve imparare ogni dì po' varie cose che vedo ogni dì e in scuola sa proprio in maniera. Dunque, se io credo che pensate noi sappa fatto troppo vago, posso usarlo in scuola. Se io cominciando, spero che questa politica linguistica che se uccidendo in qualche maniera adotto, si vai a dove a pari, perché non è facile, ma è facile perché questa lingua è una cosa che si tocca su funguno, in entranea, a tutto cantonoso e a tutto si disprage di alla sai andare anche una cosa o apprezzare su di un altro, o sagattare, perché si sono stato prezioso di ora, però demo innanzi noi usiamo di PS per zio pruso e a pensare quanto è importante questa lingua, per ogni cosa che noi sappiamo. Questo è sa spera e sa augurio che io usa voglio vai a sa lingua nostra e a noi è tutto. Certo, il concorso che si va in noi, certo che si hanno dei sostegni in lingua sarda pure, come te sul resto va in altre regioni autonome, no? Come te su Friuli, su Trentino e penso in altra pure. E quindi penso sia una questione di ingiustizia, voi no, su, no, sul resto a chi ne vive di noi, devi conoscere sul luogo, sul territorio, e questo lo puoi fare e sicuramente tu conosci sicuramente meglio so che di questo luogo tu conosci questa lingua poi tanauga è un'ingiustizia poi in altre regioni dello Stato italiano dove mi pare tu non pago commenti funziona tu pago questa Grecia no?
Sa messa in friulano si può fare, e in lingua sarda no, poitta.